Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Eh, la notizia... Allora, innanzitutto, perdonatemi, ma devo fare una cosa. Ok, perfetto, perché negli ultimi periodi avevo letto un commento che diceva che il volume era troppo basso, adesso teoricamente dovrei aver risolto la questione. Fatemi sapere se il volume va bene o se è magari troppo alto o quant'altro. Cerco di migliorare per come posso. E allora, io ho letto una notizia che, ovviamente con tutti i crismi del caso, potrebbe tranquillamente anche non essere vera, lo so, però è una notizia che mi fa allo stesso tempo sia ben sperare che mal pensare, perché purtroppo è figlia anche di una gestione del talento giovanile che lascia un po' sbigottiti per come la penso io. Allora, tanto l'avete letto dal titolo, l'avete visto dalla copertina e quant'altro. Stiamo ovviamente parlando di Gaetano Oristagno. Allora, delle voci ci dicono che a quanto pare Oristagno sarebbe più che interessato, più che voglioso di rimanere a Cagliari anche il prossimo anno. Credo solo in caso di permanenza in Serie A, perché poi un giocatore con le sue caratteristiche, ecco, stop, niente, niente, vabbè. E, era l'avviso di pausa della mia ragazza quando lavora, ma oggi è festa, quindi niente, vabbè. E, penso valga soltanto per la Serie A, perché, no, tra l'altro per curiosità, scusate, tutto in presa diretta, perché a questo punto gli metto il muto da qui e buonanotte ai suonatori. Io mi ero scordato dispositivi, eccolo qua, volume 0% e basta. Penso che tutto questo riguardi soltanto la permanenza in Serie A perché, ripeto, un giocatore con le sue caratteristiche, eh, dopo aver fatto quest'annata in Serie A, io penso sia difficile che sia disposto a scendere in Serie B, anche perché comunque veramente ha fatto molto bene e sicuramente qualche sirena per lui ci sarà, qualche altra squadra che lo vorrà in Serie A ci sarà, magari qualche altra neopromossa. Comunque sarà difficile cercare di ottenere la sua permanenza anche in Serie B. Comunque, a quanto pare lui vuole rimanere e noi di questo, di questa cosa siamo molto contenti. E a quanto pare è proprio un'espressa richiesta del giocatore quella di voler rimanere e noi siamo ancora più contenti. Per chi non lo sapesse o per chi non se lo ricordasse, Gaetano Ristagno è a Cagliari con un diritto di riscatto che il Cagliari potrà esercitare nella somma di 4 milioni di euro. Una cifra che mi sembra irrisoria per il talento del ragazzo, una cifra abbordabilissima, una cifra che non ti crea buchi in bilancio, quindi ci sono tutti i presupposti per poter far rimanere il giocatore a Cagliari. Se non fosse, se non fosse, che c'è anche il diritto di controriscatto dell'Inter. Anche qui, per chi non lo sapesse, e credo che il controriscatto venga effettuato così, poi i più esperti mi correggeranno, ma qua è colpa mia che non mi sono mai andato effettivamente ad informare, ma andando a logica funziona così. Il controriscatto è un'opzione che ha l'Inter per riprendersi il giocatore nonostante il Cagliari abbia la possibilità di effettuare il diritto di riscatto. Come viene effettuato? L'Inter sostanzialmente dovrà sborsare al Cagliari un tot di denaro in più per poter riprendersi il giocatore. Ed in questo caso la cifra è veramente irrisoria.
specialmente per una squadra come l'Inter, che se non mi sbaglio si aggira intorno ai 500.000 euro. Quindi, se il Cagliari decidesse di effettuare il diritto di riscatto, ma l'Inter volesse comunque puntare su questo giocatore, gli basterebbe spendere un altro mezzo milione e riportarlo ad Appiano Gentile. E questa è una cosa che mi fa molto, molto vacillare. In realtà, nell'articolo che ho letto, che adesso non mi ricordo nemmeno di che sito era, c'era scritto che in realtà l'Inter non è interessata a questa cosa, cioè vuole rispettare il volere del ragazzo. Quindi se il ragazzo vuole rimanere a Cagliari, l'Inter lo farà rimanere a Cagliari, quindi non effettuerà il controriscatto. Io sono contento di questa cosa, ma non so quanto fidarmi in realtà. È pur vero che negli ultimi tempi, quando si sentiva parlare di un Inter che voleva fare il diritto di riscatto o il controriscatto, lo faceva. Fabian è l'esempio più eclatante, perché dopo l'anno scorso con la Regina si pensava comunque a un Fabian che sicuramente non sarebbe stato titolare all'Inter, ma come gregario, come sostituto, avrebbe potuto giocarsi le sue carte un po' alla Aslani, mi immagino. Invece così non è stato. Buon per il Bologna, perché comunque anche Fabian sta facendo le fortune del Bologna, però questo comportamento da parte dell'Inter, ma in generale da parte di tutte quelle squadre che comunque hanno un settore giovanile abbastanza buono, a me fa venire il nervoso. Fa veramente venire il nervoso, perché se ogni squadra puntasse sul settore giovanile, secondo me si risolverebbero tanti problemi, ma veramente tanti. Io vi giuro, raga, farei una regola. Regolamenterei questa cosa. Perché secondo me bisogna puntare molto, molto di più sul settore giovanile. Ne guadagnerebbero i club in primis. Cioè, vabbè, poi semmai ne parleremo e vi spiegherò secondo me qual è la mia idea di campionato e la mia idea di Serie A diversa. C'è chi vuole la Serie A a 18 squadre, chi a 16. Se volete sapere qual è la mia idea, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e prossimamente vi farò uscire il video. E vi dico, sarà un po' drastica la cosa. Vi spoilerò questa cosa, se volete vedere il video. Altrimenti, amici come prima. Quindi, se l'Inter non vuole esercitare il controriscatto, tanto di guadagnato, raga. Cioè, vi rendete conto che noi ci stiamo, probabilmente, usiamo il condizionale, per prendere un giocatore a 2 lire 2, perché è regalato, di quel talento. E Oristagno potrà essere un'ottima base per il prossimo anno. E potrebbe essere uno dei perni centrali su cui far partire un probabile progetto. Hai già praticamente un titolare pronto, perché comunque Oristagno ha dimostrato di saper e poter fare il titolare. Io di questa cosa sono molto contento, veramente contentissimo, perché Oristagno a me piace, ha giocato bene. Lo vedo anche ben integrato nell'ambiente, poi non mi scorderò mai il gol contro il Frosinone, il suo primo in Serie A, da lì è partita tutta la rimonta. Mi sembra anche comunque un ragazzo con la testa sulle spalle, ma così come Gaetano, io mi auguro che anche Gaetano possa rimanere a Cagliari, ma sicuramente non accadrà. Purtroppo per Gaetano sono molto più scettico, anche perché è pure molto più complesso, perché comunque in Napoli, già sul suo settore giovanile, ci ha puntato un po' di più, sempre con i prestiti, per carità. Abbiamo visto il Poro Zerbin sbalzato di qui e di là, però già comunque ci ha pensato di più, li ha usati di più, li ha sfruttati di più. L'Inter, più che altro negli ultimi anni, penso sia diventata più o meno una catena di montaggio. Quindi
fare e dare, non tenere nulla per sé. Se voi ci pensate, metà degli anni 2000, nella primavera del Milan, c'era un certo Pierre-Emerick Aubameyang, che sicuramente non sarà stato il giocatore più forte del mondo, ma quante fortune avrebbe fatto nel Milan Aubameyang. Ancora mi ricordo il Milan con Gourcuff, e tra i due forse un po' di differenza c'è. Però vabbè, non allunghiamoci con discorsi che non c'entrano niente. Bisogna farla questa cosa. Bisogna effettuare il diritto di riscatto di Oristanio. E su questo penso ci sia il benestare in primis del giocatore, che è la cosa più importante, perché se non voleva rimanere poteva andare tranquillamente all'Inter, con dispiacere perché comunque calcisticamente parlando è un ottimo giocatore, però è ovvio che se un giocatore non vuole rimanere a Cagliari, tenerlo a forza può soltanto essere controproducente, quindi sono contento che sia stato lui in primis a dire voglio rimanere a Cagliari. La somma di denaro da sborsare è esigua perché 4 milioni di euro sono abbordabilissimi. C'è il benestare del Cagliari, c'è il benestare del giocatore e sembra, io non mi fido più di tanto, però sembra ci sia il benestare dell'Inter. Sfruttiamo queste cose a nostro favore. Noi oristani abbiamo visto le qualità, le abbiamo viste. Se diventa un perno del prossimo anno, ovviamente con la squadra in Serie A, e a prescindere da chi siederà sulla panchina, io voglio che il mister che allenerà il Cagliari faccia lui il mercato. Perché mo, con tutto il bene dell'anima, Bonato non mi sembra uno proprio, ecco, diciamo, proprio, capito? Non ce lo vedo il tipo. Quindi per il prossimo anno il mercato dovrà essere fatto sostanzialmente in questo modo. Il mister, che ripeto, potrà essere chiunque, Ranieri o chi sostituirà Ranieri, non importa, il mercato deve essere fatto così. Il mister, con la sua idea di gioco, dice mi serve un giocatore con queste e queste caratteristiche. Bonà, non scrive un cazzo, ti dico io chi mi potrebbe servire. Ti faccio a nome, binnome e cinnome. Se non va con a nome prendi binnome, se non va con binnome prendi cinnome. Così. Non te puoi sbagliare. Un mercato a prova di idiota. Perché se riusciamo quest'anno, cioè quell'anno prossimo, a incasellare tutte le tessere nella maniera corretta, non dico esagerando arrivare a un piazzamento europeo perché no, ma già ad una salvezza tranquilla, a un 12°, a un 10° posto, sarebbe già tanto. E da lì poi, l'anno prossimo ancora, cambi altre caselle e fai quel passo in più. Sarebbe un sogno. Sarebbe un sogno ed è ora di incominciare anche a sognare un pochino. Perché a me, per quanto possa essere banale, la notizia della permanenza di Oristagno a me un po' fa sognare. E niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!